cittadino e poeta Gonario. Prima di inoltrarmi devo dirvi che purtroppo sarà assente la relatrice Rachel Falchi, messa purtroppo a letto da una brutta influenza. Quindi leggo 2 righe che ci ha mandato e con grande dispiacere che devo comunicarvi che per motivi di salute mi è impossibile partecipare alla serata di presentazione del libro Reichinas. Affido a queste poche righe un sincero saluto al poeta Gonario, a Nuccia Fancello, a Tonino Fancello, al quale faccio tanti complimenti e auguri per la collana Tessidores. Estendo inoltre il mio saluto al comune di Dorgali e a tutti i presenti in sala. Un saluto affettuoso, Rachel Falchi. Allora, innanzitutto voglio dirvi che la serata si svolge sotto il patrocinio dell'assessorato alla cultura del comune di Dorgali e in collaborazione con la casa editrice Nur di Tonino Fancello. La casa editrice Nur ha curato e sta curando la collana Tessidores, una collana che appunto raccoglie opere di poeti e poetesse di Dorgali. Sarà poi Tonino molto più esplicito su questo argomento. Voglio salutare quindi Tonino, Gonario e il lettore Gianni Cossu, che già conoscete perché è stato nostro ospite in diverse altre occasioni. Ho parlato dunque di Gonario come poeta. Gonario appunto è conosciuto a Dorgali come uno dei poeti dorgalesi, ma è conosciuto in tutto il panorama della Sardegna. Oggi Gonario rappresenta una delle punte di eccellenza nel campo della poesia in tutta l'isola. Gonario non è un poeta che si è certo improvvisato, egli scrive da tantissimo tempo e scrive fin dall'età giovanile, quando era emigrato in Francia prima e in Germania poi, anche se, come egli stesso dice, la cultura non era tanta in quel periodo. Infatti, nonostante questo, egli inizia a scrivere in versi e appartiene al periodo tedesco, diciamo così, un piccolo poemetto intitolato Dai Sascialar d'Oro, un poemetto che è andato perso, è andato distrutto, e che raccontava un viaggio di ritorno dalla Germania a Dorgali. Gonario effettivamente è tornato molto in fretta a Dorgali, dove scrive ma allo stesso tempo irrobustisce la propria preparazione culturale, iniziando a leggere i classici come l'Iliade, l'Odissea, l'Orlando Furioso, e insieme a questi poi legge poeti come Quasimodo, Montale, Leopardi, Garcia Lorca, Khalil Gibran, il poeta libanese, Edgar Lemaster, per arrivare oggi a leggere la poesia cinese, giapponese e araba. Perché? Perché Gonario vuole sapere come gli altri fanno poesia. Lui di poesie ne ha scritte tante e, come vi dicevo, inizia da lontano, solo che introverso, come era anche timido, non subito, diciamo, fa conoscere i suoi componimenti all'esterno. E solo nel 1989, bisogna aspettare il 1989 perché partecipi al primo premio di poesia e ottiene una prima menzione d'onore a Posada. Nello stesso anno ottiene un primo premio ad Assemini con la poesia Sciae. Sciae è una poesia un po' particolare perché dà il titolo alla raccolta di poesia Shoskanti Cordessae, che gli venne pubblicata dal premio Romangia nel 1996. Allora, vi dicevo che Gonario è un poeta. Che poeta è Gonario? Come scrive Gonario? Gonario innanzitutto scrive in lingua sarda, prima inizialmente in stretto dorgalese, utilizzando, proprio come dice Rachel Falchi nell'introduzione, quel tesoro della lingua dorgalese. Poi vedremo che più avanti introduce anche espressioni in logudorese, quando egli ritiene che l'espressione logudorese sia più consona, più adatta al contesto che sta scrivendo. Quindi scrive in lingua, perché? Perché la sente più sua della lingua italiana. Gonario conosce il sardo benissimo, a parte che è autore anche del vocabolario, detto per inciso, ma la conosce in tutte le sue sfaccettature, la manipola, la possiede
e quindi riesce a piegare molto bene le parole ai ritmi della poesia. È bravissimo a scrivere anche in italiano. Se voi in Raivinas leggete le traduzioni, e chiamarle traduzioni è riduttivo, le traduzioni che ci sono in calce ad ogni poesia, vi rendete conto che lui, traducendo, fa un altro testo, scrive un nuovo testo con una nuova delicatezza, una nuova musicalità, e solo noi che siamo bilingui possiamo capire la differenza appunto fra il testo in lingua sarda e il testo in lingua italiana. Ovviamente non basta conoscere bene una lingua per essere poeti, né conoscere bene le leggi della metrica. Come diceva il poeta tedesco Hermann Hesse, molte volte non basta un'intera esistenza per mettere insieme le 5 parole che compongono un verso. Ovviamente questo non è un problema di Gonario. Gonario è poeta prolifico, poeta che scrive da tanto e tanto. È un poeta le cui poesie nascono dalle emozioni, dai sentimenti, da idee di giustizia o di giustizia, di ricerca della verità, e nelle sue poesie cerca di trasmettere quei sentimenti che il lettore possa capire e condividere. Ci ha spiegato l'altro giorno in una bella chiacchierata che quando scrive la sua poesia viene giù di getto, viene giù tutta insieme, butta giù una bozza, una sorta di canovaccio, poi come il vino la lascia decantare per riprenderla più in là e vedere che cosa deve, se c'è da aggiustare, che cosa deve aggiustare, cercando le parole più ricche di significato e che abbiano una certa musicalità. Quali sono i temi che affronta Gonario? Gonario, nonostante la sua timidezza, si racconta nelle poesie, racconta se stesso, racconta la sua vita, racconta il suo paese. In poesie come Carreras o Idamia racconta proprio il paese. Ti accorgi che il poeta appartiene a un certo territorio, quindi a una certa gente e a un certo linguaggio. Racconta i suoi affetti, come per esempio nella poesia Papai, dove c'è proprio l'intenerimento del poeta davanti alla figura del padre, un padre che sa fare tesoro del poco per allevare la famiglia. È la storia di Gonario, ma può essere la storia di tutti. Oppure si intenerisce nella poesia Epissi, se andate a vedere, del vecchio che va di porta in porta a cercare volti conosciuti e focolari accoglienti. Ancora Gonario racconta i tempi ostili, dice, dove ci siamo disfatti degli usi e della lingua, tempi di miseria e di conflitti, dove la terra ai suoi ragazzi non dà più lavoro e dignità. Questi tempi gli sembrano minacciosi, temo i giorni futuri, che senza speranza saranno come terre arse dal fuoco. Gonario parla ancora del futuro e del passato, la poesia che ne esci, che ne crascia, parla della vita e della morte, a Pamoraucia morte, apisti mauscia vita. Ma è anche un Gonario che nella poesia Pattoni Amoro, che sarà una delle poesie che leggeremo stasera, forse una delle più belle della raccolta, nella poesia Pattoni Amoro si scopre come poeta. C'è una voce fuori campo che all'inizio della poesia dice: "Diadu tu è poeta, che umano sentido cingalana". E il poeta risponde: "Uomo senza casa, barchetta senza remi né timone, e l'oscuro poeta, che sulle rive del mare scrive l'affanno amaro delle strofe, e in tribolati pelaghi cerca la verità, cerca e non trova". Quindi Gonario ti prende un po' in questa ballata di versi, ti fa attraversare le sue poesie che toccano diversi temi, e proprio è un Gonario certe volte che non ti aspetti, che getta il proprio cuore al di là dell'ostacolo della sua riservatezza. È un Gonario certe volte che ti lascia senza speranza. È un Gonario che appunto, come dicevo, come in una ballata ti porta, ti prende per mano dentro le sue poesie, però poi alla fine ti accorgi che Gonario ti ha lasciato solo a fare il tuo percorso, la tua strada, il tuo viaggio, affinché anche noi, come dice nella poesia Equinozio, possiamo cercare l'essenza dell'oggi, che è già la realtà del domani.
Grazia Bonario. Passo ora la parola al lettore Gianni Bossu, che ci leggerà in primis proprio la poesia Pattoni Amoro. Viado tú, poeta, que humanos sentidos engalanas, de harto olas e conquistas de ogni coro sascuadas chimas. Per i pischina scola, su olu mio vitiano, su manzano, a perinde disincerto, su taquelor de fumo, fracosos de mantellos de bagna. In bisonzo e vainas, como sinsumportadas, miradas e promintas, de qui è malassada, a nudrigare fizos e peleas, chi sa vida non sole distrinare, che isteddu tramudau, chi dai sughero e rotto. Omine che ne domo, barchita che ne remos in timone, e si scuro poeta, chi in arenas de mare iscries affanno ranchio esas estrofas, e si chi dì e notte volaticar visiones d'una giustizia chi anda de chi emiti in pelaos tribulados, ue veridade circate no acatada. Prantos de amore pranques, e sole in cumpanzia, pranches e colas. Arvore irreginau è su poeta, creatore de canticor de amore, povero visionario, chi sa vida e sa morte impresse, asserrato in sudor che tintinno de dua rimas pasadas. Tue, Pattoni Amoro, de gustandare nostro se su coro, tue ser verdadera poesia. Sa notte, chi ingabba di resi, imbolica sa terra, chi reverte de milli lampadina singalata, notte de atonzo, lucida, che zicchino, notte e misterio, che esaimina mia, chi in cosa sfittiana spistichinzat. Ita spessante como, a su fizzo che arranca in sa vita, a su dolu es eroe chi sa televisione non si strina, a fainas de mere teracca, o forzis a mimi, bezzu pipio. Io miro sa terra, miro su chero, e a issa miro, e vido tancar virdes, e puzzones in volo, e a mentor de innetta, de viaggio de coso e dannero, cercande sa terra prominta, su viso bello, paraulas di stima, chi galuno a pagatau. Duas brincas minutas, sa cara la turca, frisco e su zero, istracca, sa emina mia, ma levia, mi tende sa mano, e lusingas connottas si ovia in San Paolo secreto de mama e de amante, ue broccana froer de sole. Io di questa poesia vi vorrei leggere anche la traduzione in italiano, che mi sembra che valga la pena leggere. La notte, col cappuccio d'orbace, avvolge la terra, che ribelle di 1000 lampadine si abbellisce.
notte d'autunno fulgida come l'oro, notte di mistero, come la mia donna che in mansioni quotidiane si rilassa. Cosa penserà adesso al figlio che arranca nella vita, al dolore dell'eroe che la televisione ci regala, alle faccende di serva padrona, o forse a me, vecchio bambino? Io guardo la terra, guardo il cielo, lei osservo e vedo prati verdi e stormi d'uccelli e ricordi lontani di viaggi, di gioia e dolore, alla ricerca della terra promessa, del figlio più bello, di parole d'amore non ancora trovate. 2 minuscole rughe le addolciscono il viso. Fresca è la sera, stanca la mia donna, ma leggera mi porge la mano e notte e carezze si incontrano nei ricetti nascosti di madre e di amante, dove spuntano fiori di sole.